Ecco, siamo qua per parlare un po' con la maestra Costella in dialetto di come che si fa l'allevamento dei cavalieri. La ne ha spiegato perché si chiama cavaliere, perché veniva trattati come dei cavalieri e perché i portè a una certa ricchezza e anche un certo benessere nell'economia del territorio e quindi li ha trattati come dei cavalieri, giusto? Ecco. Quindi la Neconte maestra, come che come si svolgeva l'allevamento, come si chiamava gli attrezzi, le persone, tutto quello che la vuoi contare. Allora, a fine aprile si ordinava la quantità, le once di bachi che si poteva allevare nel proprio terreno agricolo. Gli stabilimenti ecologici li facevano nascere, si andavano a ritirare, come ripeto, a fine aprile circa, erano 2 o 3 con poche carte, uova sui serini, non si rivedeva neanche, che non si vedevano quasi neanche, neri, sulle carte si portavano a casa. Intanto la cucina dove venivano alloggiati, da principio bastava una grisiola cosiddetta, no? Una grisiola o gardizia. Dopo dirò la differenza tra grisiola e gardizia. E là? E gardizia. No, dice pure adesso. Allora, c'erano le grisiole e le gardizie cosiddette. Avevano lo stesso scopo, alloggiare i bachi, Le grisiole erano delle assi messi a forma rettangolare, in mezzo dove venivano appoggiate le carte con sopra questi bachi. I cavalieri, le grisiole avevano la base, ossia il fondo di quelle canne gargane sottilissime, piccole, fini. Le canne, come quelle che si usa nelle stalle? Le canne gargane, sai quelle piccole? Le canne gargane, le canne gargane. Che erano su alte, ma finché le piccole le restano, le sottili. Ecco, le grisiole le veniva fatte con la barra, con il fondo di canne di India, no? Sotto quelle sottili, piccole, minute. Mentre le grisiole, pur avendo la forma rettangolare, il contorno, il perimetro rettangolare di legno, poi all'interno avevano dei fili di ferro sottili che venivano tirati dall'alto, incrociati nei due sensi, in modo da formare dei quadratini con 7-8 centimetri di lato. In modo che solo restesse bene le carte. Le carte non pesavano, erano leggeri ma leggevoli, e i bacchi venivano posti sopra queste grasiole che dopo lo stesso principio che viene usato nell'ultima fase, mi pare di aver capito, con le legne, cioè con i rami delle foglie che viene incrosati per fare il letto, giusto? Dopo le viene sempre usufruite anche alla fine praticamente. Sì. Si cercava di usufruire di tutto quello che si aveva. Nel migliore dei modi. È la filosofia di una volta che non si buttava niente, tutto veniva utilizzato. Si teneva conto di tutto, perché tutto serviva, poteva venire a tornare utile. Come che la mi ha spiegato l'altra volta, le fassine che si tagliava e si metteva d'inverno in visione di usarle dopo per il bosco. D'inverno niente veniva eliminato, perché tutto poteva avere una funzione, un utile. Certo. E ad esempio l'istituto bacologico aveva un nome in dialetto, per esempio, come lo chiamessi? Anden all'istituto? Aspetta. Non aveva un nome particolare? No, non aveva un nome particolare. E le once si chiamava onze? Le onze, che un'oncia corrispondeva più o meno
a 90 kg un quintale di bossoli. Se tutto andava bene. Il bossolo l'era chiamato galetta. E dunque allora il capannon, va bene, le grisiole, che era il cuglieron. E ok, il cuglieron. Ecco, il cuglieron era quando il Bacco aveva fatto la multa la quarta volta. L'ultima volta, sì. L'ultima volta, e dopo mangiava ancora per 5, 6, 7 giorni, dipendeva anche dalla temperatura esterna, sì, c'era più o meno caldo, in genere diciamo così una settimana circa, poi smetteva di mangiare perché ormai era sazio, era cresciuto, era maturo, sì. Allora i bachi venivano messi per te, il famoso cuglieron. Allora, non era il grisolon? Ecco, quando non c'erano, cioè, la quantità di bachi non era tanta e si tenevano nelle case, sì. Allora in genere i solai venivano liberati dal tutto, la biava veniva insaccata se ce n'era, il frumento, sì, così fuori, sì. Il solaio veniva tutto reso libero, perché veniva messo il grisolon, ossia l'era si metteva per terra le grisiole, ossia con sopra la quantità di bachi, ormai erano diventati grandi, sì. E subito sopra a queste grisiole derivava. Scusa, Sì. Non so che mi dice mi pare che l'hai capito. Io Mariana. Mariana che mi porta le polastre, e non mi vedi nel posto sbagliato.